Oggi un importante convegno nel pomeriggio presso la provincia dove si parlerà di autonomia. Sì, oggi abbiamo voluto indire questa assemblea straordinaria dei sindaci che è stata promossa dai sindaci del Recovery Sud, che praticamente è un'associazione di sindaci del Meridione che si propongono di attuare l'autonomia ma in senso solidale, e quindi chiediamo che prima ancora di fare l'autonomia differenziata si garantiscano i livelli essenziali delle prestazioni, si superi la spesa storica e si garantisca lo stesso diritto alla salute, come a Milano così ad Agrigento, perché noi sappiamo che c'è una differenza sia di risorse attribuite per quanto riguarda sia la scuola che la sanità, quindi chiediamo che questi diritti fondamentali che vedono lo Stato obbligato a garantire la prestazione sia per quanto riguarda l'istruzione che per quanto riguarda la sanità rimangano in un unico sistema nazionale, e quindi che non ci siano né regionalizzazioni della scuola né regionalizzazioni della sanità, perché i livelli essenziali delle prestazioni, il diritto alla salute sia garantito al cittadino di Agrigento così allo stesso modo, perché oggi noi abbiamo una forbice, la nostra gente è costretta ad emigrare al nord. Si sono foraggiate le varie fondazioni, c'è stato un drenaggio di soldi dal sud verso il nord e questo non è possibile. Io penso che da sindaco, assieme agli altri sindaci, abbiamo il dovere di dire che noi non possiamo ritornare indietro quando c'era l'elenco dei poveri. Noi dobbiamo garantire una salute di qualità, perché se la nostra gente si ammala deve avere il pronto soccorso, dobbiamo avere le strade per arrivare al primo pronto soccorso, dobbiamo avere lo stesso trattamento di cittadinanza che hanno i cittadini del nord, quindi un'unica Italia, una indivisibile, che garantisca a tutti pari diritti e pari doveri, ecco, e che si affronti finalmente la questione che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, perché con la spesa storica è da più di 20 anni che noi abbiamo il nord che ha una spesa storica di 10 asili nido per esempio, e un sud che non ha un asilo nido ad Agrigento per esempio, e quindi è da 20 anni che c'è questo divario che è cresciuto e ora bisogna smetterla, che il Parlamento affronti queste questioni.